Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Porto Tolle, perché siamo con il sindaco via WhatsApp, Roberto Pizzoli. La domanda è questa, sindaco: negli organi di stampa c'è questa cordata per appoggiare Enrico Ferrari, che è il sindaco di Stienta, a presidente della provincia. Lei fa parte di questa cordata, una cordata un po' anomala, nel senso che all'interno PD, Centro, Metti Italia Viva e naturalmente Lega. Come è stato possibile, sindaco, questo incontro decisamente importante? Buonasera Leandro, buonasera naturalmente a tutti. Credo che la questione nasce un passo indietro, cioè nell'obiettivo di fare una lista unica per tutta la provincia, così come è successo in tante province del Veneto e d'Italia, di fare una lista unica, perché naturalmente la provincia oggi come ente diciamo di secondo grado, probabilmente comunque importante di coordinamento, magari nell'ottica di avere tutti insieme, credo che fosse una bella opportunità per il Polesine. Purtroppo la questione è naufragata dopo 4-5 incontri dove non si riusciva a mettersi d'accordo tra un programma e tra le varie forze politiche, più i sindaci civici, tra il programma naturalmente amministrativo e il candidato presidente. È uscita questa possibilità con Enrico Ferrarese, che comunque è il sindaco di Stienta, il sindaco che è una persona molto preparata, giovane, ma che ha già un mandato, e uno che è appena stato eletto, e comunque persona molto capace, che è riuscita a fare da trade union tra queste forze civiche di centro-sinistra e di centrodestra della Lega. Credo che non ci sia nulla di effettivamente anomalo, ma anche se magari le contrapposizioni spesso sono tra centrodestra e centrosinistra, diciamo che quasi l'intento è quello del bene, insomma, della provincia, di lavorare per il meglio. Ecco, nelle nostre interviste che siamo delta centrici, quale sarà l'importanza di un programma per il nostro delta? Ma credo che sia fondamentale un po' per le sfide che vivremo, che saranno in primis naturalmente, a parte l'ondata post-Covid, sarà quella del PNRR, che naturalmente è una sfida importante perché i soldi a disposizione saranno parecchi. Dovremo essere bravi a fare rete, a fare squadra per portare a casa il risultato massimo. E poi insomma il Delta, sai benissimo Leandro quanto può essere da traino per questa provincia dal punto di vista del turismo, ma non dimentichiamo il settore primario, quindi agricoltura e pesca, che hanno un rilievo importantissimo, e l'abbiamo vissuto proprio anche con la provincia per quanto riguardava ad esempio i diritti esclusivi di pesca, che ricordo non riguardano solo Porto Tolle ma tutta un'area. Insomma, credo che sia più che risaputo che il distretto ittico Chioggia-Rovigo, che prende quindi da Chioggia a tutta l'area del Tizia, quindi anche Porto Viro, Rosolina, ma solo Porto Tolle, sia tra i primi in Europa, quindi credo come fatturato. Quindi questo la dice lunga su cosa vuol dire la pesca per quanto riguarda la provincia di Rovigo. Ecco, ricordiamo che lunedì ci saranno gli stati generali a Chioggia, voi sarete protagonisti come Delta, e appunto lei l'ha accennato, circa 1 miliardo di fatturato almeno dalle ultime notizie. Per quanto riguarda il comprensorio, parliamo Caorle, Porto Tolle. La domanda ultima però, i competitor a questa vostra lista chi sarà? Con i competitor è lista avversaria, c'è una lista di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia Viva, più una lista che ha preparato il PD, e Gian Pietro Rizzatello è il candidato per quanto riguarda la lista Forza Italia, Fratelli d'Italia, persona che stimo moltissimo, il sindaco di Costa, un amico e una brava persona davvero molto capace. Gli auguro naturalmente un ottimo secondo posto, perché è chiaro che insomma, qualsiasi gara che si deve partecipare si va per vincere, anche perché comunque sono anche candidato consigliere, quindi insomma credo che sia quantomeno di cercare di portare a casa l'obiettivo massimo, che è portare Porto Tolle tra i banchi del Consiglio provinciale. Perfetto, Sindaco, naturalmente la ringraziamo come sempre per la disponibilità, le auguriamo quanto spera appunto di questa cordata, e Delta sempre forte. Sempre il Delta sulla breccia, ma devo dire che il Polesine è tutto. Se una volta che ci saremo tolti di dosso la questione degli alluvionati, di una volta che cominceremo a credere davvero nelle nostre capacità e valorizzeremo le persone capaci, credo che faremo tanta strada. Grazie Leandro, buona serata a tutti. Grazie a lei Sindaco, buona serata.